Continuiamo con i nostri relatori che prendiamo da Ludovico Pizzati, che all'inizio aveva percorso questo breve excursus per spiegarci appunto che cosa poteva capitare e che cosa era successo fin qui, quali erano le tappe principali, le motivazioni di questo progetto. E proviamo a porre una domanda di uno scenario invece successivo al referendum avvenuto e ad indipendenza ottenuta. Non sarebbe forse il Veneto indipendente con i suoi 5 milioni di abitanti troppo piccolo per sopravvivere in un mondo globalizzato? Grazie per la domanda, perché si allaccia a parte degli interventi precedenti. La domanda era in Europa, se vuoi, dato che ormai stiamo parlando di ambito europeo, anche se a mio avviso la decisione di come enti indipendenti diventare come l'Austria da parte dell'Unione Europea o come la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, è una decisione che spetterà ai cittadini veneti. Però la domanda, dato che stiamo parlando di ambito europeo, è se conviene andare a 5 milioni come 60 milioni, cioè magari con 60 milioni di baionette possiamo far fronte agli 80 milioni di baionette dei tedeschi. E se guardiamo all'ambito del Parlamento europeo, lo Stato italiano manda una settantina di europarlamentari qui al nord-est, Veneto e Emilia, credo che ci vadano 10 il Veneto credo siano 7. Quindi quei 5 milioni di veneti ora nell'ambito del Parlamento europeo, 5 milioni di veneti, parte dello Stato italiano, vengono rappresentati da 7 europarlamentari. La Lituania, paese indipendente, con 3 milioni e mezzo di abitanti, quindi molto più piccolo del Veneto, ha 13 europarlamentari. Il mio è più forte, in questo caso va meglio. Va bene, ecco, proviamo con 2, così faccio anche 9. La Danimarca, no, questo è veramente forte, vediamo se no prendo Bene. La Danimarca, 5 milioni di abitanti, grande come il Veneto, ha 14 europarlamentari, il doppio del Veneto. Quindi non è vero che come veneti saremo meno rappresentati in Europa se indipendenti, perché i paesi indipendenti piccoli tra virgolette, sono maggiormente rappresentati. Quindi facendo parte di un contenitore più grande, deleghiamo la nostra sovranità e siamo sottorappresentati. Però non è questo il punto. Non è questo il punto di quanti europarlamentari, di quanti stipendi riusciamo a dare in Europa. Non è quello il benessere dei cittadini, non è quello il metodo di misura. Quello che importa non è tanto se un cittadino fa parte di uno Stato di 80 milioni di abitanti o di 2 milioni di abitanti come la Slovenia. Quello che importa è come sta il benessere medio dei cittadini. Io qua ho una lista di reddito medio per paesi europei. In cima c'è il Lussemburgo, vabbè, 600.000 abitanti. Dopodiché la Norvegia, grande come il Veneto, vabbè, hanno il petrolio. Dopo la Svizzera, vabbè, non fanno parte dell'Europa, forse non fanno parte dell'Europa, 8 milioni di abitanti. Dopo l'Olanda, 16 milioni di abitanti. Mi sto mettendo in ordine i cittadini più ricchi in Europa, che stanno meglio. Dopo l'Austria, dopo l'Irlanda, 5 milioni di abitanti l'Irlanda, che con l'ultima crisi è grande come il Veneto. Dopo la Svezia, 10 milioni di abitanti, grande come la Lombardia. Dopo la Danimarca, 5 milioni di abitanti, grande come il Veneto. I cittadini che stanno meglio nel mondo vivono in paesi di dimensioni grandi come il Veneto. Dopo tutti questi che ne ho elencati 8, allora troviamo la Germania.
un'equazione di paese piccolo come la Grecia o il Portogallo, che sono piccoli però mediamente più poveri. Però se guardiamo la stragrande maggioranza di paesi di dimensioni come quelle del Veneto, cioè tra i 5 e i 10 milioni di abitanti, hanno i cittadini con più elevato tenore di vita. Quindi questo vuol dire che pensare a un Veneto indipendente non è pensare a una fortezza, a una dogana, a meno rapporti con il resto del mondo. Perché se ci guardiamo a esempi europei che magari vogliamo guardare e cercare di raggiungere, l'IKEA, che è una multinazionale enorme, è svedese. La Svezia ha 10 milioni di abitanti, eppure l'IKEA commercia con tutto il mondo. La Nokia, un'altra potenza del settore della telefonia, è finlandese. La Finlandia è grande come il Veneto. Quindi non ci sono confini politici nella globalizzazione. Il punto della globalizzazione è proprio questo, che i confini politici non c'entrano. Quindi non c'entra assolutamente. Ci sarà una spiegazione allora come mai i paesi di dimensioni grandi come il Veneto in Europa, i cittadini stanno meglio dei cittadini paesi più grandi come la Francia, la Germania, scusate, e l'Italia. Sono nati più ricchi perché avevano la fine più ricca? No. Anche se guardiamo il tasso di crescita, i paesi di dimensioni come il Veneto hanno un tasso di crescita negli ultimi 10-20 anni che è mediamente più elevato. Allora c'è qualcosa che non va, perché se diciamo che i confini non c'entrano, cioè l'IKEA può fiorire in Svezia tanto quanto in Germania, perché comunque il mercato è mondiale, allora dovrebbero essere queste cose tutte uguali. Però c'è un altro fattore che influenza il benessere dei cittadini, il fiorire delle aziende, la creazione di lavoro, e non ha solo a che fare con se riesce a commerciare sul mondo, ha a che fare con che servizio pubblico riceve, ed è un dato di fatto che più distante la capitale, più inefficiente è questo servizio. Quindi il vantaggio che paesi di dimensioni come il Veneto hanno in Europa, in un mercato europeo, è appunto di avere un servizio pubblico più efficiente. Quindi per competere in Europa diventa una necessità il percorso di indipendenza, diventa una necessità per avere un terreno che è fertile tanto quanto l'Austria, che è fertile tanto quanto lo Slovenia, paesi che sono a dimensione d'uomo, non sono piccoli. La Slovenia ha 2 milioni di abitanti, l'Austria 7-8 milioni di abitanti, è grande come il Triveneto. Quindi questo obiettivo è avere un servizio pubblico più efficiente, non è quanti baioneti abbiamo, è quanto riusciamo come cittadini a contare all'interno di un'organizzazione amministrativa, e conteremo di più se il nostro Stato è a dimensione d'uomo. Grazie. Continuiamo un po' questo discorso e parliamo anche di numeri, perché ogni anno i cittadini veneti, statistiche alla mano, pagano 70 miliardi di tasse e ricevono di servizi 50 miliardi. Quindi pagano lo Stato italiano 20 miliardi in più di quanto ricevono in cambio. Sono 4.000 euro a testa, visto che i veneti sono 5 milioni, e 16.000 euro all'anno per una famiglia di 4 persone. Può cambiare questo scenario? Parlo proprio di numeri, di economia concretamente, con un'autonomia di indipendenza del Veneto. Stefano Valverde. Prima di rispondere alla domanda volevo un attimo soffermarmi su alcune considerazioni, i temi che sono stati sollevati prima. Prima Enrico Fracasso diceva che comunque uno Stato a livello veneto non ci sarebbe una debolezza, un
contesto globalizzato. Io francamente, è già stato bene risposto dal mio preceduto, io credo che oggi, e sarebbe di pure nel contesto europeo, ma se noi pensiamo all'Europa come Stato, dobbiamo veramente superare il concetto di Stato nazionale in ciascun paese. Se noi mettiamo in confronto in realtà con categorie che non si possono superare, perché lo stesso quando l'Italia ha deciso di aderire ai trattati internazionali per l'attuazione dell'Europa, a livello europeo, ha di fatto azzerato se stessa. Cioè in futuro lo Stato dell'Europa, quindi, ripeto, dobbiamo declinare nei territori tutta quella, diciamo, quella gestione, quegli aspetti, diciamo, istituzionali che prima lo Stato viene fatto dall'Europa, ma tutto il resto deve essere fatto dei territori che hanno una dimensione territoriale più vicina ai cittadini, quindi chiamiamo le regioni, chiamiamo gli stati, comunque occorre cambiare modelli. Quindi non possiamo dare delle risposte pensando al futuro con dei modelli del passato. Quindi l'evoluzione è naturale che uno chiama uno Stato, chiama una regione, chiama una funzione legislativa, uno Stato federale, chiamiamo quello che vogliamo, ma comunque non può essere uno Stato nazionale, altrimenti è una contraddizione dei termini della definizione dell'Europa. Se il nuovo Stato dell'Europa c'è sempre l'Italia, rappresenta la Francia, rappresenta la Germania, allora torniamo indietro. Queste sono realtà destinate ad esaurimento. In questo esaurimento occorre riproporre un modello organizzativo nuovo, basato sul territorio, rafforzamento del territorio, e quindi si giustifica l'iniziativa che stiamo proponendo, che voi state proponendo ai Veneti e che io ho voluto in questa visione sostenere. Quindi per quanto riguarda l'organizzazione, quindi credo che non ci sia dubbio che oggi va oltre e anche sopra di tutti i confini. Credo che noi non certamente, anzi io credo che appunto in modo globalizzato la sfida maggiore sia quando un territorio è coeso, è la sfida del locale e del globale, cioè tanto più noi riusciamo a creare coesione e capacità tra la politica e il territorio, l'espressione del territorio, tanto più sappiamo vincere le sfide globali. Tanto meno siamo coesi e nella misura in cui vediamo lo Stato lontano, lo Stato che non sentiamo parte nostra, quindi poi non vorrei chiederti quando mai, noi abbiamo un'esperienza dell'Europa, quando mai ho visto la nostra impresa seguita, accompagnata dallo Stato italiano, ad affrontare nuovi mercati, ma quando mai non seguono le mani, non seguono il Stato, gli imprenditori si trovano da solo, abbandonato se stesso, quindi non usiamo lo Stato nel giustificare un aiuto, un accompagnamento della sfida del mercato globale, perché lo Stato, se c'è qualcuno che non ha mai queste sono limitazioni che avremmo voluto tanto avere delle prove concrete di qualcuno che avesse accompagnato. Purtroppo sono iniziative durate in vari imprenditori che sicuramente hanno cercato di affrontare sfide spesso più grandi di loro e alla fine le hanno anche vinte. Abbiamo dei imprenditori di successo che sono riusciti a sfondare i mercati globali, ma non certo perché c'è stato lo Stato che li ha accompagnati. Ecco, tornando alla domanda, certamente io sono dell'opinione che comunque, indipendentemente dal fatto che un vero Stato comunque va evoluzionando tutto il modo di concepire il rapporto cittadino-pubblica amministrazione. Per me la pubblica amministrazione comunque in ogni caso, sia Stato bene che Stato italiano, comunque va cambiato. Va cambiato perché oggi non possiamo più permetterci che di fronte a chi produce ce ne sono molti altri che non producono. Vogliamo creare efficienza, dobbiamo far sì che le risorse della pubblica amministrazione siano al servizio dei cittadini e non limiti l'iniziativa privata, non limiti l'impresa, non faccia da freno ma faccia invece da stimolo, perché qualcosa che si mette a servizio deve darmi i servizi, deve crearmi le condizioni perché io possa sviluppare l'attività. Io sono per il principio di sussidiarietà, e la sussidiarietà
abbiamo aziende che sono destinate, vediamo che chiudono perché non riescono a supportare tutto il carico di burocrazia, di imposizione fiscale, non c'è nulla che li possa aiutare a superare questo momento di difficoltà, tanto meno la finanza con le banche. In questo contesto vedere poi dall'altra parte una porta accanto persone che non sanno cosa fare per fare una sera, per questo stipendio e non rischiano neanche il posto di lavoro, neanche i lavoratori, quindi occorre fare una forte riflessione perché non ci possono essere luoghi del privilegio e luoghi dove uno si deve trovare male, c'è tutto. Quindi dobbiamo veramente una responsabilità, la partecipazione deve essere condivisa da tutti, siamo tutti sulla stessa parte, tutti devono fare la loro parte, non c'è chi è per tutelato e tutti l'hanno già per niente. Quindi sono tutte questioni che vanno indipendentemente dal fatto di parlare bene con lo Stato Italia, comunque vanno riviste in un concetto di sviluppo e di crescita che contempla il principio della partecipazione, della responsabilità e soprattutto della sussidiarietà. Meno Stato, più società, più territorio. Lo Stato deve essere più indispensabile, deve essere servizio del territorio. Concludo. Questa è la sfida anche per diminuire la spesa pubblica e lo spreco delle risorse. Qui nel Veneto abbiamo un grande principio che ha avuto cittadinanza prima di altri posti del nostro paese, che è il principio di sussidiarietà. Un principio che è diventato un principio del mercato costituzionale del nostro paese che comunque qui, prima ancora che venisse coniato come termine, come nome, è un fatto, un print che fa parte del sentire nostro. Cioè prima ci si fa giù le maniche, se ne vengono le robe, e dopo che non si comincia a fare la verità. Quando c'è bisogno di il mondo del credito, quando sono andate le casse rurali, le casse private, tutte le iniziative attorno spesso alle parrocchie era il motore della solidarietà, le risposte ai bisogni sanitari, ai bisogni assistenziali, sociali, le scuole d'infanzia, tant'è che ancora oggi nel nostro paese abbiamo il 70% delle scuole d'infanzia sono non statali, nate dalle parrocchie e sono trattate male dallo Stato perché deve far pagare soldi allo Stato. Produce servizi e si attiva dal basso, non aspetta che qualcun altro venga lì, non aspetta che qualcuno si faccia assassinare se da fare per dare una risposta al bisogno. Il bisogno si cerca di mettersi lì, fare sulle mani nel vicino, dare risposte ai bisogni, anche quelli collettivi, prima con lo Stato. E questo è il nostro punto di forza, e questa è la leva su cui noi dobbiamo costruire una realtà nuova. E questo è allora lo Stato leggero, lo Stato con maggiore società, maggiore coesione, maggiore partecipazione, cose che già abbiamo saputo fare, che purtroppo la società del welfare state che ha esternalizzato tutto lo Stato, perché io individualizzato i cittadini, ognuno sta a casa propria e pensa ai cavoli suoi, sta un po' rovinando questo nostro invece imprint, questo nostro sentire che è la vera forza della ragionamento. Lo dico oggi è la forza che fa la forza che si deve fare un passo avanti anche dal punto di vista istituzionale. Continuiamo con un'altra domanda, questa è la volta di Stefano Fracasso. Ancora problemi con il volume? No? Ah, scusate. Allora, abbiamo parlato della risoluzione 44, della 49, ormai però il progetto di legge la 142 è un dato di fatto. Un commento su questa, ce lo può fare? Sì, il commento sul progetto di legge è che la discussione poi rischia di finire sempre sullo strumento, ma è chiaro che lo strumento è in funzione di un obiettivo. Allora, la discussione su quel progetto di legge non può che comportare confronto serrato, eccetera, eccetera, perché altrimenti torniamo alla faccenda della corruzione, come dicevo prima. Ci abitiamo, ma loro fanno e in realtà senza rispondere alla domanda a cui comunque l'istituzione deve rispondere. Poi i cittadini hanno libera iniziativa. Ed è, siamo o non siamo d'accordo come istituzione rappresentativa sull'indipendenza
contenuto dello strumento, insomma, poca cosa, ma nel senso proprio dal punto di vista del testo deve portarsi immediatamente in atto. E su quello che ho già detto, permettetemi 2 battute sul resto. Io capisco che la Lituania, qualche europarlamentare in più del Veneto, ma non mi pare che sia la Lituania che stabilisce le regole, per esempio, della sorveglianza bancaria in Europa. Guarda, c'è il presidente italiano della Banca Europea. La Banca Europea mi pare che sia un italiano. Scusate, lasciate parlare, per favore. No, non è italiano. Non è italiano, vabbè, va bene. Pensavo che Draghi fosse italiano, ma mi sbagliavo. E seconda cosa, sia in Francia, sia in Germania, sia in Italia ci sono regioni che in termini rettore stanno, ho preso il Veneto, a livello di quei paesi piccoli che prima si diceva, cioè, adesso mi tocca fare una cosa che non vorrei non fare. Il sistema sociosanitario del Veneto, vedo l'assessore, l'ho visto è uno dei migliori, e io sono lui che lo critica in qualche situazione, d'Europa. Allora voglio dire, non è che questo voglio dare 5, 10 Sì, infatti, e è nato anche l'assessore regionale Roberto Giambetti, che salutiamo. Sulla necessità di una totale ristrutturazione dello Stato sono pienamente d'accordo. Scusate, ripeto che lo spazio degli interventi è riservato. Vi ascoltiamo tra un po'. Concludiamo questa rosa di interventi con Alessio Morosin. Vogliamo capire se sarà necessario, come sarà necessario effettivamente redigere una nuova Costituzione, quali saranno i principi ispiratori. Proviamo a immaginare che cosa succederà dopo il referendum. Ovviamente in caso di merito indipendente, nel caso in cui prevalgano i sì. Diciamo innanzitutto un dato reale, cosa accadrà il giorno dopo dell'indipendenza. Il giorno dopo dell'indipendenza innanzitutto disponiamo delle nostre risorse. Ci saremo circa al 400, 4.000 euro a testa, che è quello che lo Stato ci ruba. Il verbo esatto è rubare, non è male. La giustizia viene prima della solidarietà, perché se si invertono i fattori andiamo nella sperequazione e nel fallimento della società. La giustizia viene prima della solidarietà. E quindi, innanzitutto in questa sala dove ci sono 400 persone, 4.000 euro a testa sono 1.600.000 euro che lo Stato si porta via senza che abbia il credito per questo motivo, perché come è ben noto quei soldi sono il residuo fiscale, cioè dopo che abbiamo pagato tutto si prende anche questo, anzi si prende di più perché ci sono, ricordatevelo, 9 miliardi degli interessi sul debito pubblico che noi non abbiamo prodotto, quindi sarebbero altri 2.000 euro a testa all'anno, o quasi a 6.000, non per tutti. Questo accadrebbe il giorno dopo l'indipendenza. L'indipendenza, come diceva bene prima Pizzardi, non vuol dire barbieri, non vuol dire dogane, vuol dire semplicemente gestire le risorse, avere istituzioni più snelle, le istituzioni che vogliamo noi, quelle conformi alla sovranità popolare che a parole si bilancia alla bisogna, no, la vedete l'ultima beffa, perché questi non hanno un'improntitudine, una indifferenza che veramente fa paura. Avete visto?
democrazia, l'abbiamo visto col governo dei tecnici che ha una maggioranza dell'80%, lo stiamo già vedendo col governo politico, tra virgolette, che ancora non riesce a smantellare i dirigenti ministeriali, quali sono loro che perpetuano la sorte di questo Stato, il bilancio dello Stato. Lo scrivono gli esperti, andrebbe cancellato nelle sue vari capitoli perché non è leggibile, lo sanno leggere solo i burocrati. Un ministro del bilancio d'Italia non riesce a fare bilancio come vuole lui. O capite che la burocrazia è questa? Noi abbiamo bisogno, come diceva anche Stefano Vallegani, che è stato snello, abbiamo bisogno di istituzioni vicine al cittadino, di istituzioni che rispondono a quelle che sono le necessità del territorio, della gente, che prelevano quando è necessario per lo Stato con la giusta misura della spesa, non per una spesa fuori controllo, perché non c'è più il rispetto del cittadino quando la spesa non è più a servizio del cittadino. Insomma, il giorno dopo dell'indipendenza noi vogliamo che si realizzi questo. Come? Ecco, immagino che la domanda era questa. Come? Beh, diciamo subito, così articoliamo i consiglieri regionali a capire cosa avverrà dopo, perché sono convinto che non hanno mica la consapevolezza, magari Stefano Fracasso è già avanti rispetto alla sua collega, un parte del suo collega, e lo ha capito perché da come ha detto sono convinto che voterà no al referendum, ma dirà sì a che si tenga il referendum. Questo ne sono certo. Noi abbiamo bisogno immediatamente di darci ovviamente una consapevolezza a tutti che se verrà approvata la PEC 42 non ci spaventeremo minimamente se ci sarà un governo che avrà l'audacia di impugnare davanti alla Corte Costituzionale quella legge, è una cosa molto probabile, si preparino, accadrà molto probabilmente questo fatto qua, ma a noi non ci interessa, non perché siamo contro la Costituzione italiana, perché la Costituzione italiana che non ci appartiene più, nel senso questo diritto, e io sono convinto che sarà esercitato perché i tempi sono maturi, perché cominciamo ad avere vergogna dei suicidi, degli imprenditori, dei lavoratori, si capisce che gli imprenditori non sono in grado di fronteggiare, ormai portano la sovranità a carichi pieni d'Europa quasi a liberarsi di un fardello, perché questa per loro è l'Europa, scaricano il più possibile quella sovranità che dovrebbero esercitare loro in Europa perché si sentono più alleggeriti, e invece noi la vogliamo la sovranità per il Veneto, la vogliamo tutta con responsabilità, ecco che cosa vuol dire fare l'indipendenza, vuol dire avere piedi per terra, vuol dire ancorarsi al diritto internazionale, vuol dire amare l'Italia insegnando a rispettare la sua Costituzione. Il giorno dopo, i consiglieri regionali non so se ne abbiano il coraggio. Zaia dice che lui voterà il referendum. Bene, bravo, io ti chiedo qualcosa di più già oggi, peccato che non sia qua stasera. Lo sai cosa devi fare il giorno dopo che i veneti avranno votato in massa il referendum in favore dell'indipendenza, rispondendo al quesito: vuoi che Veneto sia una repubblica indipendente e sovrana, sì o no? La percentuale sarà dell'80%, credetemi, non come perché sapete cosa vi dicono tutti gli esperti, mia opinione, che in questa materia, sui diritti fondamentali e esercitare il diritto all'autodeterminazione è l'esercizio di un diritto fondamentale, pari a quello della libertà, il diritto alla vita, siamo a livello ma secondo il giusto. Quello che noi chiamiamo referendum consultivo, di fatto è un referendum che impegna le istituzioni,
assolutamente pacifico e secondo la legalità internazionale, oppure saremo falliti e non potremo a nessun risultato. Questo è quello che si deve fare. Quindi chiedetegli a Zaia il giorno 17 febbraio, bene, bravo, il giorno dopo sei pronto a fare la dichiarazione unilaterale? Vedrete che cosa vi rispondo. Io credo che guarderate, se devo andare via c'è qualcuno che mi chiama o bisogna, vedete, non condannarlo, è un bravo ragazzo, dobbiamo aiutare tutti i consiglieri regionali ed è quello che stiamo facendo. Voi sapete che abbiamo preparato un ordine del giorno che è da portare nei consigli comunali di Veneto. Ho cominciato Castellavazzo nell'1, hanno fatto già una decina di comuni del Veneto, altri stanno guardando. Stamattina mi ha telefonato un amico, ha detto c'è un consigliere della Lega, posso anche dire il nome così quelli della Lega che lo chiamano, per dirgli che hanno un po' di coraggio, il vice sindaco di Sconzè, che vorrebbe approvare, però sapete qual è il solito? Sta aspettando indicazioni dall'alto. E perché se avevo il telefono se non mi sarei tolto una scarpa? Non voglio dire cose cattive, mi fermo qua. Noi parliamo positivo, abbiamo rispetto, aiutiamo allora i consiglieri regionali ad essere consapevoli, primo, che noi li vogliamo eroi, e la gente che deve decidere loro approvando la legge, in realtà non ci concedono qualcosa, tolgono uno Stato, o meglio, attivano uno strumento, vedete la cosa politica, uno strumento di democrazia non si deve avere proprio. La seconda è la fase successiva, perché sono certo che passa, è quello della dichiarazione unilaterale. Ultima battuta per la tipo credo che sia dialetticamente sempre meglio, nel senso che io credo che ho detto degli altri, lei sarebbe andare avanti fino a domani mattina. Che cosa avevi detto? Che la risoluzione 44 è nuova. Allora, io invito a rileggere la risoluzione 44, alla fine, dopo aver fatto tutte le premesse, peraltro ha una storia lunga, vedo qui Beggiato che saluto, perché il partito forte poi nel 98 ho scritto una risoluzione che fu approvata il 22 aprile, la risoluzione 42, che ha fatto sospendere i lavori del Parlamento a Roma, quindi vuol dire che qualcuno aveva capito che qualcosa non aveva capito. Oggi c'è la 44, aveva fatto un passo in avanti rispetto alla 42, perché la 42 era una vera enunciazione politica, se vuoi, di intenti, tant'è vero che l'abbiamo mandata, io l'ho mandata alla Commissione Europea di petizioni e poi hanno trovato delle ragioni formali, burocratiche, per dire che in questo momento, che ha risposto il Presidente, non ci sono le ragioni che in base ai trattati autorizzano il Parlamento Europeo, quindi la Commissione per le petizioni, a trattare il tema. Oggi invece ci sono. Barroso, come sappiamo, ha già risposto dicendo che se vi sono, c'è stata dell'europarlamentare Rizzotto della Lega che ha fatto la famosa interrogazione, se ci sono i presupposti sui territori, sulle regioni, in alcune regioni, paesi facenti parte dell'Unione Europea, proprio perché non esiste il diritto all'autodeterminazione all'interno degli Stati, ci si fa al diritto. E quindi, vuol dire, abbiamo tutti gli elementi per portare avanti queste idee, però bisogna avere il coraggio di dire che il referendum è il primo passaggio e non è neanche il più impegnativo. Quello più impegnativo è quello della dichiarazione unilaterale, che si può fare, che si deve fare, e per questo la risoluzione 44 impegna fin d'ora con cosa? La risoluzione 44 che viene che impegna formalmente il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio ad attivarsi, a prendere contatto con l'Unione Europea e quindi con Barroso e con l'ONU per garantire che venga tenuto questo referendum, sia approvato ovviamente, e che
nostro Cantalupo. E ci sono delle possibilità che venga fuori una interessante conclusione di quei lavori. Però non dimentichiamo mai che l'aspetto politico prevalente, perché in materia come questa, che è materia costituente, il parere dei giuristi, come ha detto la Corte Suprema del Canada, la Corte Suprema del Canada, la Corte Giudiziaria, ha detto nessuno è monopolio della verità. Quindi riconoscendo di fatto in certe situazioni, quelle di materia dei diritti fondamentali, come il diritto all'autodeterminazione in materia costituente, la sovranità e quindi democraticamente l'opinione della gente vale più e viene prima quanto meno dell'opinione dei giuristi. Questo è il quadro nel quale ci troviamo. È un quadro per il quale non c'è il percorso già, diciamo, la scaletta già stabilita, proprio perché è un passaggio che va vissuto come si vive i diritti fondamentali, perché la libertà è un diritto fondamentale, non mi può dire tu sei libero perché puoi dormire dalle mezzanotte fino alle 6, dopo dalle 7 alle 8 poi questa voce a mangiare e avanti non passa, è mica libertà. La libertà è quella che tu costruisci secondo la tua libera determinazione. Ecco perché, come dice Pizzati, non c'è la scaletta per l'indipendenza. Sappiamo quali sono i passaggi, ma saremo noi a decidere come, quando, quando. Sono ufficialmente finiti, solo se l'assessore Giambetti, visto che doveva essere qui stasera insieme agli altri, vuol fare un breve saluto, ci raggiunge, altrimenti io scendo e comincio a togliere l'opinione del pubblico. No, mi permetto di dire che non volevo essere qui stasera perché appunto avevo impegni diversi, il presidente Zaia che non ha ricevuto l'invito di partecipare questa sera. È bello sentire una tavola, una riunione così partecipata, parlare di indipendenza, perché io mi ricordo nel 96, durante la campagna elettorale, nelle serate che facevamo in questa zona, parlare del federalismo eravamo tacciati di razzisti, di poca solidarietà verso le regioni del sud. Nel 97, quando abbiamo fatto una consultazione popolare, cioè anche adesso c'era elettoraleggiato, venivano tacciati veramente di essere razzisti tutti e cattivi. E invece che si possa parlare di questi argomenti in questo momento senza ricevere appunto fulmini d'epilessia e avendo anche convertito lungo la strada persone che fino a poco tempo fa la pensavano in maniera diversa, è importante, perché riprendendo tre cose che dà l'esito, la mozione 44 votata il 28 novembre in Consiglio regionale è comunque una tappa importante per il Consiglio regionale del Veneto e la Commissione che sta iniziando a produrre un percorso fattibile, a valutare un percorso fattibile per rivendicare l'indipendenza delle nostre terre da Roma è comunque un lavoro importante. Quindi è bene che ci sia un clima di questo tipo, è bene che ci sia la consapevolezza delle persone che il sistema paese altro, così com'è, non funziona. I dati che prima diceva Ludovico, io purtroppo li vedo di prima persona nella conferenza delle regioni, in conferenza Stato-Regioni a Roma, dove purtroppo vado quasi una settimana. E quello che manca al resto d'Italia è veramente la consapevolezza che i soldi pubblici vanno sempre spesi bene e adesso vanno spesi meglio. Però in alcune realtà dell'Italia questa cosa non sta assolutamente passando. E la mia sensazione, la mia opinione perché andando appunto quei tavoli è che se non c'è qualcosa di veramente drastico, di veramente forte, qualcuno continuerà a pensare che da Veneto, da Lombardia, dall'Emilia, dalla Toscana i soldi continueranno ad arrivare. Invece non è così, è impossibile spremere di più il Veneto rispetto
specialmente nell'ultimo anno. Purtroppo i 4.000 euro annui nel 2012 sono stati ampiamente superati. Siamo quasi, abbiamo superato i 5.000 euro pro capite che dal Veneto se ne vanno e non tornano più. Quindi è importante che si possa parlare di questi temi, ma quello che mi auguro io è che ci sia in Veneto la consapevolezza, anche in maniera trasversale da tutte le forze politiche, che per salvare il Veneto dobbiamo fare qualcosa di veramente forte e veramente paesi d'Europa, dalla Catalogna alle Fiandre, dalla Scozia, è una trasversalità ed è bello avere su questo tavolo persone che magari con qualche sfumatura comunque si avvicinano a questo pensiero. Perché ripeto, l'unica salvezza del Veneto, l'unica salvezza di una parte importante del nostro paese è avere chiarezza su competenze, su compiti, su risorse, cosa che oggi non c'è. Il registro fiscale della Scozia, sapete quant'è? Sapete per quanto gli scozzesi, sicuramente per la storia, sicuramente per quello che hanno loro alle spalle, stanno facendo un percorso importante che li porterà a ottobre 2014, anzi a settembre 2014 a votare per l'indipendenza della Scozia. Il registro fiscale degli scozzesi è di 500 euro pro capite all'anno, siamo andati a 5.000. Dobbiamo far capire a tutti in Veneto che è ora di cambiare. In conclusione, come vi avevo promesso fin dall'inizio, posso scegliere se volete raccogliere delle domande da rivolgere ai relatori. Abbiamo 15 minuti, non tanto di più, per cui prego se c'è qualcuno magari se vuole avvicinarsi qui, anche quelli che stanno lassù, se vogliono magari rivolgere qualche domanda devono avvicinarsi, scegliere e magari velocemente come... E visto il successo di